poverino morì ancora giovani intorno al 1850-1855, comunque lasciando una bellissima sua impronta letteraria. Nel 1975 vi nasce un gruppo folk che poi segnò la storia identitaria, culturale e folclorica di Macomer, suggellata questa nascita del 75 nel 1998 come associazione culturale. Paese e città quindi di grande tradizione e che lega soprattutto la sua storia a questo gruppo folk, a questa associazione culturale Santa Barbara da Macomer a far festa qua a Sarule. Ha rappresentato la nostra isola in tantissimi festival internazionali del folklore, per 3 anni consecutivi si sono aggiudicati anche il festival regionale del folklore. Un vostro figlio prediletto che già all'inizio della serata io ho presentato accompagna i 2 balli del gruppo folk Santa Barbara di Macomer, quindi vi fate un applauso a Pietro Tanda. Balli identitari, balli tipici anche questi da piazza, Passos Marghinesos, Sudillaru, gruppo folk Santa Barbara.